Questi sono i Supertramp, It's Rain Again, all'interno di Alla Catalla di oggi, metà settimana, mercoledì, ma fine mese. Pronto? Fabio! Oh, Jonathan! Buongiorno, Jonathan, tutto a posto? Siamo troppo vecchi, siamo troppo consumati, ma non io, voi siete troppo versi, troppo consumati. Scappavo da scola, Scusa, attenzione, che cosa è successo? Perché siete scappati da scuola? Ora c'è l'ultima ora, c'è un professore Balestrazzi, Il professore, prego? Balestrazzi, un cognome allucinante, mio amico, Balestrazzi. Scusa, Balestrazzi, un cognome con tanti altri. È un professore di applicazioni tecniche, bella materia. Non mi rinendi, è un po' completo. Scusa, ma in che senso? Certo, ma ci restava due padofero, non c'è un bagno da classe, più padoffi tutti, c'è un bagno da classe, si chiama Arcibaldo, una cosa del genere. Sempre c'è un Arcibaldo un po' patoffo nelle classi. Più padoffi tutti, ci quando stai in classe, e ci dici, tu fai l'appello. Sì? Appena io chiami il nome, tu ci fa tutti i usciri tutti, a usci me, a usci degli camaggi. È veramente. E tu oggi ne scappiamo da bagno. Siete veramente dei debosciati. Quindi praticamente lui è rimasto da solo, poveretto, a coprire tutti voi. Certo, che ci va, non male, certo, della classe. E ci mancherebbe. Il della classe. Sai, Jonathan, che mi fa impressione sentirti parlare di scuola, di appello, di professore. Oggi dopo che ci siamo, mi fa impressione. Anche i professori, ti stai vivendo. La prima volta, non bravo, la prima volta. Stavo per dire questa cosa. L'ultima volta fu l'interrogazione di Ulisse, voglio dire, un po' di rispetto, faciti in acclimatare, faciti in ambientare. Oggi picchi e mazzicano a coppo, Di solito funziona al contrario, però, ma su che cosa ti hanno interrogato? Interrogazione generale. Generale? Professori, di geografia, storia, cominciava a fare domande, li scippava a testa. Domande a saltare, sì. Ti ho detto vieni cambare? Vieni qua, Jonathan, vieni qua, interrogato, Che scuola è? Ti calupalo, ma come ti calupalo? Professori di geografia e storia, allucinante, certo, e non ci può dire niente, ci mancherebbe. Ti fa atti marziali, certo. Per questo lui si allarga così, vieni cambare, insomma, fa un po' il figo. Cominciamo a fare domande tipo difficili, tipo che ne so, dov'è la carnia? Nella chianghia, la carnia è nella chianghia, certo, nella macelleria, ci manca la carnia è nella macelleria. Dici, non fai lo spiritoso, una macelleria di Vienna, non fare lo spiritoso, giovanotto. Certo, lui fa arti marziali se lo può permettere. Parlami degli assiro-babilonesi. Professore, assiro ero troppo perso. Perciò i babilonesi non lo saccio. Sei sempre veramente. È lui che ti ha risposto. Mirissi, ti calo un bello uno, che non tu scangella più nudo, Ci mancherebbe il mio che potesse fare. Ma non è una questione di non essere cosa, che tu ti impegni poco, perché secondo me tu, insomma, sei un ragazzo sveglio, sei intelligente, hai tanti amici. Io picchiai sapere, per esempio, quando ne esci Garibaldi, ma chi mi è importante, è la storia d'Italia. Ma che c'entra? Le nostre origini. Sì, ma chi ti interessa te quando ne esci Garibaldi, ti ne fotti qualche cosa? Ma è importante per poter conoscere il periodo in cui l'eroe dei due mondi. C'erano secchi soldi, cacao, vie e piazze, da tutti i città d'Italia. Vai, magari a San Beccio Clarenza, Che c'entra? Ma che c'entra? Ci sono a tutti i città d'Italia, ci sono la via Garibaldi, la piazza Garibaldi, il viale Garibaldi. Ma sono delle strade, delle piazze proprio. Berlusconi, solo ci facevano un processo, stiamo scherzando. Questo è probabile, però ti voglio dire. Garibaldi era comandato, Che sarebbe. Vabbè, non entriamo. No, ti volevo dire che sono delle piazze e delle vie a lui dedicate, proprio perché. Certo, ci mancherebbe. Mirissi, qual è il nome, il nome, vecchio nome Di San Pietroburgo. Di San Pietroburgo. Ma chi sa un anno, ma chissà, San Pietroburgo, è una festa che si fa in paesi. Ma quando San Beccio arriva poco, perché ha fatto i bombi? Ma che c'entra? Pietroburgo, lo sanno tutti, è una panineria che c'è vicino Piazza Giovanni Verga. Che è Piero Burger, Piero Burger. Piero Burger è una cosa, San Pietroburgo è una festa che si fa cosando
che quando arrivo a buco si sparano i bombi. Beh, mi sa che hai ragione tu. Chissà. Non certo. Hai ragione tu e sbaglio io. Guarda, non mi presentare questo professore, altrimenti mi fai fare delle figuracce pure a me di questa cosa di Piero ma ogni tanto una canzone a Pinuacci, però c'è potissima che rimettere, no? Senti, c'è un tizio. No, una canzone di su Bobby. Con su Bobby non ce n'è più. No, sono finite. Ti volevo dire invece, c'è un tizio che si chiama Fabri Fibra. Fabri Fibra. Che non c'è un po' scattiato? È un po' scattiato, effettivamente. Scrive canzoni allucinanti. Scrive delle canzoni un po' allucinanti. Guarda, chi si fuma a piscirega, pare. Lui dice di no, però. Chi tu si fuma a piscirega, anzi, ironizza molto su questa cosa. Dai, facci ballare piuttosto che facci sballare, eccetera, eccetera. Chi si ha fumato magari i ficus, caturico io, pare. La sentiamo insieme, si intitola Tranne te. Davvero? Ciao Jonathan. Ma lì come te la dedico, mare. Ma lì siamo tutti a posto, mare, tranne te. Sono andate a scuola però. Tornate a scuola domani, mi raccomando. Ciao Jonathan. Rap futuristico. Rap futuristico. Oh, rap futuristico.